Si intensificano gli scontri nel Donbass, ucciso un giornalista francese, colpito da una scheggia a Parigi, inchiesta trasparente. Putin, no a telefonata a 3, Erdogan rilancia, a Istanbul negoziati tra Kiev, Mosca e ONU, Zelensky, altri bambini stanno morendo. Vertice europeo in salita su nuove sanzioni, il premier Draghi, essenziale che Putin non vinca la guerra, l'opposizione di Orban. Biden frena sulle armi a Kiev, no all'invio di missili a medio raggio in grado di colpire oltre il confine, Cremlino, decisione ragionevole. Napoli, 2 sorelle ustionate con l'acido nel centro della città, la polizia sulle tracce di altre 3 ragazze fuggite in scooter. Dopo 8 secoli riaperta ad Assisi la porta di Francesco, il santo la attraversò per spogliarsi dei beni terreni. 2 innamorati, il bacio appassionato a Parigi. Nel 1950 Robert Doisneau, l'immortale, in una foto iconica. Alla Rapacis a Roma, 130 immagini in bianco e nero. Ferdinando Scianna, un altro maestro della fotografia, racconta la storia di quello scatto poetico. Buonasera a tutti voi dal TG1. In Ucraina i combattimenti infuriano sul fronte est, dove le forze russe sono ormai dentro la città di Severodonetsk. Ucciso un videoreporter francese mentre stava riprendendo la fuga di un gruppo di civili. Intanto gli Stati Uniti annunciano che non invieranno a Kiev missili in grado di raggiungere la Russia, mentre l'Europa cerca un accordo sul 6° pacchetto di sanzioni in un Consiglio europeo straordinario. Ferma opposizione dell'ungherese Orban prima del summit, incontro fra